Ciao a tutti, allora coloriamo il nostro marmorino 300 con il tinto Smart. Vi ricordo che stiamo facendo riferimento a una cartella di traspirante. Adesso dateci del tempo e stiamo lavorando sulla nostra cartella con il tinto Smart. Allora, abbiamo scelto questo colore. Andiamo alla pagina, scegliamo il 143 e vediamo che ci vogliono 18 impulsi di P3 e 4 impulsi di P5. Quindi avviciniamo il nostro secchio di marmorino 300 al tinto Smart e eroghiamo 18 impulsi di P3. Vi ricordo che questo è un colorante veramente, ragazzi, che colora tantissimo. Come potete vedere dal video, stiamo mettendo veramente una minima parte di colorante per ottenere un colore non scurissimo, però nella media scuro. Andiamo a miscelare bene il marmorino con il nostro colorante. Adesso vediamo che man mano la pasta si tinge del colore che abbiamo scelto. Ecco qua, che bello, veramente un bel colore. E adesso andiamo a stendere un po' di marmorino su un cartoncino bianco e aspettiamo che asciuga per vedere se il colore corrisponde. Vi ricordo che è molto indicativo, però come possiamo vedere il colore è molto simile. Quindi a breve faremo l'accoppiata tinto Smart e decoriamo noi.